Va ora in onda la rassegna stampa. Ah no, puoi andare assolutamente. Ti mando in onda e poi vado a farmi un teuccio, dice Francesco. Buongiorno. Ma L'ho detto in maniera un po' più etero, però. un po' etero, ma la massaggiatrice è già arrivata. Sì, ok, ma c'è già la massaggiatrice, perfetto, no, perché noi i registi li trattiamo bene, ok? Sì, in realtà è un massaggiatore gay, ma lui non lo sa, quindi lo scherzetto di Sammy Varin. Buongiorno massaggiatori gay, come state? Buongiorno da Sammy Varin. Si ride e si scherza già alle 7:31, ma chi te lo fa fare, Sammy Varin, di fare ste cose? Me lo chiedo ancora, sono qui ancora quasi 50 anni ormai che gioco con questo coso che si chiama microfono. Il buon mattino da Sammy Varin, ma anche buonasera, perché poi i fortunati la sera intorno alle 20:30 si possono gustare un pezzetto di rassegna stampa. Il buongiorno si sente dal Varin anche quest'oggi, che è martedì 17 febbraio 2026. Anche oggi cerchiamo di mettere sul tavolo quelle che sono le principali notizie secondo noi, attenzione, non seguirò anche quest'oggi il pensiero unico di tutti i giornaloni, assolutamente no. Se volete sentire la solita sbobba, girate su Radio Popolare, girate su Radio 1, su Radio 24, lì c'è la noia più assoluta. Qui cerchiamo di svegliarci bene e di tirar fuori il bandierone anche quest'oggi. E che bandierone! Prima ancora di cominciare vi leggo il dispaccio che mi è arrivato ieri sera. Che è stato ripreso ma anche ampliato sui quotidiani di quest'oggi. Addirittura ne parla Repubblica e Libero, che sono proprio completamente opposti come quotidiani. Il fatto che ne parlino entrambi vuol dire che forse è la volta buona. Si è svolto ieri presso la sede del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie un incontro con i presidenti delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, che lo scorso novembre hanno sottoscritto con il governo le preintese per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con riguardo a funzioni concernenti le materie protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. L'incontro ha avuto esito positivo, gli schemi di intesa preliminare già concordati con gli altri ministeri sono definiti e pronti per essere portati in Consiglio dei Ministri. C'è piena sintonia con i 4 governatori che parteciperanno alla seduta del Consiglio dei Ministri di domani, durante la quale si tratteranno gli schemi di intesa preliminare. Il cammino dell'autonomia per le regioni prosegue anche su questo fronte e confido che anche altre realtà potranno seguirlo, al di là degli schieramenti ideologici e per partito preso. Così mi ha scritto Roberto Calderoli. La cosa interessante è che oggi ne parla sia Repubblica che Libero. E non aggiungo altro, assolutamente no. Cosa pensate? Vi lascio pensare. Chissà mai che sia la volta buona. Da dove partiamo? Partiamo dal sito del Corriere, che mette in pagina una notizia che non mette nessuno e ci ha anche sorpreso un pochettino. Signori, potrebbe arrivare a Milano Trump a Milano per l'hockey statunitense. È pronto l'Air Force One se la squadra andrà in finale. Qui chiaramente ci sono i trampisti, trampiani, trampolini che tifano sì, speriamo che vada in finale. Ci sono i comunisti che dicono assolutamente non deve venire, no. Prefettura e questura hanno già iniziato a immaginare come allestire la macchina sulla sicurezza, già rodata negli scorsi giorni dalle visite del presidente Vance. Insomma, per i giochi di Milano Cortina potrebbe arrivare Trump. Fammi andare, lo so, mi mancava, era da qualche giorno che giustamente non lo beccavo. Devo andare a trovare il mio quotidiano preferito, che so che è anche il vostro, il quotidiano comunista
Il Manifesto, sempre con titoli particolari, a volte li capiamo, a volte no, perché sai, loro hanno un modo di ridere, di scherzare diverso dal nostro, sono diversi, in senso buono. Un brutto giro, titola oggi il Manifesto, con la Meloni e Tajani staccati lontani. Perché un brutto giro? Perché l'Italia sarà capofila dei trampiani. Tajani sarà a Washington al lancio del board degli speculatori per Gaza, senti come lo chiama, gli amici comunisti. Non regge il trucco di Meloni. Anche la Germania si sfila e l'Unione Europea non sarà osservatore, cioè saremo solo noi guardoni, quelli che guardano. Ma è giusto esserci, cosa c'è di male a guardare? Intanto a Israele la striscia non basta e si annette per legge tutta la Cisgiordania. Anche qui polemiche su polemiche per un qualcosa che certamente non fa bene alla sensazione generale. Questo è il quotidiano Il Manifesto. Lo so, non faccio in tempo a leggere il Manifesto che subito mi richiedete il secolo. Oh, che cavolo, ragazzi, viva la democrazia, giusto che sia così. Io trovarlo, mica facile. Passo prima dall'unità, vi va bene lo stesso? Board of Peace. Dittatori affaristi occupano e sottomettono Gaza. Italia complice. Detto tutto. Più in basso, eccolo qua, il secolo d'Italia, terrore Antifa, la rete. E si parla di una notizia che è passata sotto banco negli scorsi giorni e che invece sta esplodendo quest'oggi sui quotidiani, tanto che mi hanno scritto dalla Lega Val d'Aosta, perché anche lì c'è una rappresentanza di giovani della Lega che ne vorrebbe parlare perché li ha conosciuti. Terrore Antifa, la rete. L'omicidio di Kentin a Lione fa emergere lo spettro dell'internazionale dell'antifascismo violento. L'editoriale di Federica Parbuoni oggi sul Secolo d'Italia, che è forse uno dei pochi giornali che mette tutto quanto in prima pagina. C'è un collegamento tra gli antifascisti che a Lione hanno ucciso il 23enne Quentin pestandolo a morte e quelli che a Roma, la notte del 6 gennaio, hanno aggredito nella misura di una ventina contro 4 i ragazzi di mi sono perso, scusate la riga, adesso la vado a riprendere, i ragazzi di Gioventù Nazionale. A chiederlo il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, che sul caso ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi. La tragica uccisione di Kentin a Lione per mano di estremisti di sinistra ha messo in luce una rete internazionale del movimento antifascista violento, ha sottolineato Rampelli, spiegando che tra le notizie diffuse ci sarebbe l'arrivo a Roma, alla vigilia dell'anniversario di H. Larenzia, di Raphaël Arnaud, fondatore di Jeune Garde, movimento estremamente violento, lo stesso che ha brutalmente aggredito e ucciso Kentin. L'assistente di Arnaud, Jacques Favreau, indicato dalle ragazze del collettivo Nemesis tra gli autori dell'aggressione e, secondo quanto emerso riconosciuto da un testimone, oggi è stato interdetto dal Parlamento. La procura di Lione, inoltre, dopo l'autopsia di Kentin, ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Con diversi precedenti penali alle spalle, ha ricordato Rampelli, Arnaud è legato alla rete europea degli antifascisti militanti violenti che girano per tutto il territorio europeo dando la caccia a ragazzi di destra. Alla luce dell'aggressione che vi è stata la notte del 6 gennaio, quando 4 attivisti di Gioventù Nazionale sono stati assaliti da 20 giovani appartenenti a uno dei centri sociali attivi nelle vicinanze di H. Larenzia, collegato a una rete di centri sociali presenti in vari quartieri, ci potrebbe essere un legame tra la rete di Arnaud e l'aggressione del 6 gennaio. Così, in primissimo piano, il Secolo d'Italia, e a ruota anche altri quotidiani, anche i cosiddetti giornaloni. E allora ci andiamo sui giornaloni e oggi partiamo, non l'avreste mai detto, dal quotidiano
Repubblica, completamente impazzito Sammy Varin. Portatemi via, vi leggo Repubblica. Schedato il fronte del no, apertura sinistra in tutti i sensi. Riforma della giustizia, il ministro dell'ANM, dateci i nomi il ministero all'ANM, dateci i nomi dei donatori del comitato referendario. E Parodi: non lo faremo, lo impedisce la privacy. Loro hanno sempre la privacy fin dai tempi delle telecamere, per loro non doveva esserci neanche una telecamera, così si poteva rubare in santa pace e violentare. Le opposizioni: siamo alle liste di proscrizione. Insomma, Repubblica dice che i sostenitori del no vanno schedati, secondo noi. Il ministro della giustizia Nordio chiede ai promotori dei referendum i nominativi dei donatori del comitato referendario antiriforma. La lettera all'Associazione Nazionale Magistrati è firmata dal capo di gabinetto Giusy Bartolozzi e richiama i doveri di trasparenza, un potenziale conflitto tra magistrati iscritti e privati sostenitori. Il presidente dell'ANM Parodi risponde: il comitato è un ente giuridico autonomo che assorbe piccole donazioni e la richiesta è contraria alla salvaguardia della privacy. Le opposizioni adesso dicono liste di proscrizione. Sono ancora su Repubblica, famolo strano, stallo sul decreto bollette, 3 miliardi non bastano. Sul decreto bollette manca l'intesa, protestano la Lega e i produttori. Il governo lima le disposizioni con l'obiettivo di approvarlo già domani, ma anche con l'esigenza di venire incontro alle proteste dei produttori di energia e della regione Lombardia. Ieri vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Sempre la prima pagina del quotidiano La Repubblica: addio a Duval, l'antidivo che riuscì a oscurare le stelle. Ma io a questo punto entro all'interno e vediamo dove vi porto. Pagina 2. Voglio l'elenco dei donatori del comitato per il no, nuova bufera sul ministro. Lettera all'ANM inviata dal capo di gabinetto del Dicastero, potenziale conflitto tra magistrati iscritti e privati sostenitori. Paginone chiaramente di polemica, ricordando le tappe di questa escalation dello scontro tra il ministero e la magistratura. Sono cominciate le frasi di Gratteri. Il procuratore di Napoli in un'intervista ha detto che massoni e mafiosi votano sì. Poi c'è stato Nordio che ha attaccato il CSM. Il ministro ha chiesto al CSM di avviare un'azione disciplinare contro Gratteri. La difesa delle toghe, prima la ANM ma poi lo stesso CSM difendono Gratteri e la libertà di espressione, ma poi si va avanti la telenovela, ragazzi, più eccitante che mai. Sicuramente vi interessa, ma io sono su Repubblica e giro di nuovo coraggiosamente la pagina per arrivare fino a pagina 17, perché ne parlano anche i quotidiani di sinistra di questa cosetta avvenuta in Francia. La morte del militante di destra, accuse al partito di Mélenchon. Quentin Deranque era stato aggredito giovedì a Lione. I responsabili sono ancora ignoti, ma circola il nome di un assistente parlamentare della France Insoumise che nega tutto. E viene raccontata tutta la storia da Agnès Ginori di questo militante di estrema destra, Quentin Deranque, che è stato aggredito. E come al solito, si sa, quando vieni aggredito da queste persone ci vuole il martello, e solitamente usano quello, e ha fatto una brutta fine. Roba particolare che ci sia un paginone grosso a pagina 17 di Repubblica, e questo ve lo segnalo perché ha un suo significato. Di solito quello che scrivono su Repubblica è vero, si diceva un tempo, un po' meno forse quello che scrivono a pagina 18. Chiaramente ci ritorniamo adesso su questa aggressione al militante di destra, perché c'è un motivo, c'è la polemica del giorno. L'allarme dei servizi europei, si scrive invece a pagina 18, dietro ai sabotaggi, sai, sulle ferrovie, eccetera, eccetera, chi ci sarebbe? Dai che lo state indovinando. Signori, la Wagner dietro ai sabotaggi.
Dopo la morte di Prigozhin, la rete dei musicisti non è scomparsa. Il Cremlino continua a usarli come manovalanza clandestina della guerra ibrida all'Unione. Oh, e meno male che sappiamo chi è stato, cavolo. Gli orchestrali hanno cambiato direttore ma continuano a suonare la stessa musica, quella che vuole sconfiggere l'Occidente con ogni strumento. Orchestrali o musicisti è il nome con cui si facevano chiamare i mercenari della Wagner, l'organizzazione creata da Prigozhin per portare l'imperialismo russo dalla Siria alla Libia, dalla Repubblica Centrafricana al Mali. Il fondatore è saltato in aria nell'agosto 2023 dopo aver sfidato Putin, ma le competenze della compagnia di Ventura continuano a essere sfruttate dal Cremlino, insomma. E il Financial Times ha rivelato che oggi i reclutatori della Wagner vengono utilizzati per assoldare sui social, in particolare su Telegram, sabotatori pagati per compiere attentati in Europa. Ecco chi è stato a sabotare le ferrovie italiane. Zitti, zitti. Giro di nuovo la pagina e adesso si corre ai ripari. Droni e intelligenza artificiale contro gli attentati ai binari. Pagina 19 di Repubblica. Le misure del Comitato per l'Ordine Pubblico e sui trasporti DDL di Forza Italia per creare un reato specifico con finalità terroristiche. E insomma si cerca di capire che cosa sta succedendo, Wagner a parte, ma soprattutto di vederli in faccia quelli che ci vogliono fermare l'Italia. Intervista a Enrico Borghi, senatore di IV e membro del Copasir, attacca Nordio, evitiamo parole al vento, la regia spesso altrove, e appunto alla Wagner, non sono tornate le Brigate Rosse, chi lo dice fa solo propaganda, ma lo ricordiamo, siamo incredibilmente su Repubblica. Perché Sammy Varin vi porta oggi su Repubblica? Perché è uno dei pochi quotidiani che, non ci credereste mai, parla di autonomia. Siamo a pagina, dove siamo? A pagina 20. Un po' faticoso è stato arrivarci, lo ammetto, però ne valeva la pena. Oh, potete riposarvi, state lì tranquilli, con in mano il biscotto, pronti a pucciarlo nella tazza. Pucciamo, 1, 2, 3, vai! Il governo accelera sull'autonomia, sì a intese con le regioni del nord. Domani in Consiglio dei Ministri gli atti per cedere le materie non LEP. Presenti i presidenti di Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, scrive oggi su Repubblica Serena, riformato, e giustamente si parla di riforme, è il primo passo davvero concreto verso l'autonomia regionale. Signori, lo scrive Repubblica, non siamo sulla Verità o sul quotidiano La Padania, e mette già, no, ma non c'è proprio più La Padania, e mette già le opposizioni sul piede di guerra. Domani il Consiglio dei Ministri esaminerà gli schemi preliminari di intesa con Liguria, Veneto, Lombardia e Piemonte, evento da photo opportunity. È infatti a Palazzo Chigi che saranno presenti i governatori interessati, Alberto Cirio, Alberto Stefani, Attilio Fontana e Marco Bucci. Stefani che oggi viene intervistato su un quotidiano che poi vi leggo. Diventano così atti di governo le preintese firmate dalle 4 regioni a novembre su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, tutte materie non legate ai livelli essenziali di prestazione per stare nei paletti tracciati a gennaio 2025 dalla sentenza della Consulta che ha bocciato 7 punti della riforma. Il cammino dell'autonomia prosegue e confido che anche altre realtà potranno seguirlo, al di là degli schieramenti ideologici, esulta il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. Da mesi il lavoro sotto traccia, ora la coincidenza temporale è un dato politico. La maggioranza dà una boccata d'ossigeno alla Lega sconquassata dalla scissione vannacciana. Ci sentiamo tutti un po' sconquassati, è vero? Siamo delle schifezze ambulanti, secondo Repubblica, ma che si guardi lei che le minga cusciata bene. E non a caso, mercoledì scorso, dopo il federale della Lega, nelle dichiarazioni, l'antico cavallo di battaglia autonomista risuonava forte. Mandare
dare un segnale al nord, ma io direi un po' di più a tutta l'Italia questo segnale. Noi decidiamo. Se volete venire con noi, bene, altrimenti restate nella vostra palta. È un po' come ai tempi della secessione. Non è una secessione questa, no, la secessione dei ricchi, va per piacere. Abbiamo capito che non si poteva fare, e allora facciamo una cosa più light, ma che abbia una certa potenza dentro. Mandiamo un segnale al nord, peraltro su un tema non presidiato, anzi snobbato da Vannacci. Sì, se non ci fica dentro Vannacci, Repubblica, poi lo fa meglio ancora la Stampa, però gli ordini di scuderia sono: se parlate di Lega, dovete parlare anche di Vannacci, che come ben sapete non è più della Lega. Questi giornalisti professionisti, of course. E infatti un passaggio storico lo definisce il presidente del Veneto Alberto Stefani. Ricordo le 350 ore di ostruzionismo della sinistra in commissione alla Camera contro la legge quadro di cui ero relatore. I testi esaminati dal DM non saranno identici alle preintese firmate a novembre. Abbiamo limato le ultime questioni, dice il governatore lombardo Attilio Fontano. Tecnicismi, sostiene chi lavora al dossier. Da lì partirà un iter lungo con un timing definito. Entro 60 giorni dovrà arrivare il parere non vincolante della conferenza unificata. Non è scontato, all'interno ci sono anche amministratori di centrosinistra, specifica Repubblica. Poi l'approdo alle Camere, che avranno 90 giorni per dare il proprio via libera. Solo allora il testo dovrà tornare al Consiglio dei Ministri per uscirne in versione definitiva. 5 mesi almeno, già carichi di tensioni politiche, scrive Repubblica. I Dem sono pronti a passare al vaglio le intese per avvisare eventuali incostituzionalità. L'ennesimo schiaffo all'unità dell'Italia da parte del governo più antimeridionalista della storia repubblicana, commenta Marco Sarracino, mamma di turchi, deputato e responsabile sud della segreteria PD. Continueremo la nostra battaglia in difesa della coesione del paese, rincara Filiberto Zaratti, capogruppo di AVS nella Commissione Affari Costituzionali. È l'autonomia spezzettata, fermatevi, state creando danni incalcolabili. Richieste al quale l'esecutivo è sordo. Per il ministro Calderoli il disegno di legge è valido, già in vigore i limiti tracciati dalla consulta, un'unica integrazione extra, il DDL sui livelli essenziali di prestazione che questa settimana al Senato entrerà nel vivo con la definizione di una scadenza per gli emendamenti. Insomma, tutto questo bailamme, questa paura data dal fatto che si comincia a lavorare seriamente su quella che si chiama, tutti insieme in coro anche a casa, autonomia. Non ha mica imparata ancora, Vannacci. Sta cosa proprio non gli è andata giù. Secondo me se n'è andata per quello, se n'è andato per quello dalla Lega, perché doveva imparare non riusciva. Dai, scherziamo un pochetto, d'altronde siamo su Repubblica e nella pagina dopo, lo vedi qua, mi ha risposto, è arrivato Vannacci. Aborto, gay, eutanasia, tutti i niet di Vannacci. Ecco il manifesto di FN. Nasce lo Statuto di Futuro Nazionale, firmato davanti a un notaio. L'Assemblea Costituente sarà convocata prima dell'estate. Signori, se siete innamorati di Vannacci, andatevelo a beccare sabato 21 febbraio alle 10, a Pisa. Me lo salutate caramente, dice: uela, Sammy Varin ti ha ospitato per 2 ore al gazebo di Radio Libertà a Pontida, cacchiolina, bel traditore sei. E sentite che cosa vi risponde. Siamo su Repubblica, il decreto bollette, manca l'intesa, proteste da Lega e produttori. Vertice di governo in vista del Consiglio dei Ministri di domani. Picchetto garantisce 3 miliardi ma a scapito di idroelettrico e rinnovabili. Il governo lima il decreto bollette con l'obiettivo di approvarlo già domani, ma anche con l'esigenza di venire incontro alle proteste dei produttori di energia e della regione Lombardia, sostenuto da parte dell'esecutivo. Ieri pomeriggio, infatti, il tema è stato affrontato in un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con la Meloni, i 2 vicepresidenti
Premier, Maurizio Lupi di Noi Moderati, sotto esame in particolare le difficoltà legate agli articoli 3 e 5 del provvedimento. Del disegno del governo, il decreto dovrebbe portare da 2,5 a 3 miliardi di sgravi a famiglie e imprese, attuando misure che colpiscono soprattutto i margini dei produttori di energie rinnovabili, i quali oggi hanno guadagni molto elevati anche perché vendono il megawattora a un prezzo legato a quello dell'elettricità da fonti fossili, che ha un costo di produzione assai superiore. Da qui le proteste dei produttori, la loro associazione Energia Futura ha chiesto anche di essere ricevuta dal governo, per ora senza successo, ma anche un caso Lombardia. Qual è? La regione leghista, con forte concentrazione di impianti idroelettrici, ha infatti appena raggiunto un accordo che concede a Edison e A2A la proroga per le loro centrali idroelettriche in cambio di una quota di elettricità a prezzo scontato alle industrie energivore del territorio. Salvini e Lupi così hanno difeso gli interessi lombardi e chiesto che il governo si raccordi con l'amministrazione per modulare il decreto. L'articolo poi prosegue quest'oggi su Repubblica, ma non ne parla solo lei. 4 minuti alla pausa, no, sulla Stampa non vi porto, anche se anche qua ci sono argomenti interessanti, ma ci torniamo dopo. Direi di fare un girettino sul quotidiano La Verità. Il sindacato dei giudici rischia la bancarotta. Titolo principale: bilanci non pubblicati, trasparenza inesistente. L'associazione delle toghe ha chiuso il 2024 con oltre 500.000 di rosso. Guarda caso il colore. Alzata del 50% la trattenuta in busta paga. Contestate consulenze e maxi spese per convegni. Il governo chiede lumi sui finanziatori della campagna antiriforma. Conflitti di interessi, muro dei Dem. Sinistra schierata con i medici indagati per i falsi certificati blocca espulsioni. Quante persone non sarebbero più nel nostro paese ma trovano le scuse più banali e sono proprio i medici a farlo. In centropagina sulla Verità, l'Unione Europea al Comitato Gaza come l'Italia, PD in tilt. Campo Largo spiazzato dalla sua amata Ursula. Giovedì anche la Commissione sarà a Washington da membro non operativo, al pari della Meloni, alla riunione del Consiglio di pace targato Trump. Oggi il quotidiano La Verità intervista Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto. Basta slogan, ora bisogna affrontare i veri problemi e dare risposte chiaramente. Tra poco la leggiamo. Di spalla, gli scontri politici scuotono la Francia. Ragazzo ucciso dagli antifascisti sono stati quelli di Mélenchon. Secondo i testimoni, Kentin, il ragazzo morto a Lione dopo un pestaggio da parte degli Antifa, è stato aggredito anche dall'assistente di Arnauld, deputato della France Insoumise. Il leader del partito Jean-Luc Mélenchon condanna la violenza ma poi sbanda: siamo noi a essere attaccati. E noi siamo attaccati al quotidiano La Verità e entriamo all'interno. Prima di tutto, molti imputati sono gente per bene, anche per loro è giusto votare sì. Per screditare la riforma, Gratteri sostiene che l'appoggiano indagati e processati, ma le cronache sono piene di innocenti finiti in cella ingiustamente. Il caso di Marco Sorbara, 909 giorni di prigionia, è esemplare. Non aveva contatti con l''ndrangheta, era solo un calabrese residente ad Aosta. Il giudice ha sposato acriticamente le tesi del PM, dopo l'errore è stato premiato. Ne parla quest'oggi a pagina 2 il quotidiano La Verità, che rivela anche le minacce di morte alla leghista Matone, quella che intervistiamo spesso la mattina su queste frequenze. Preoccupati a ogni tuo passo. L'ex magistrato nel mirino. Deputata leghista, ex magistrato Simonetta Matone ha ricevuto minacce di morte via mail.
Dovresti preoccuparti a ogni tuo passo e chiederti sempre cosa o chi ti aspetta dietro l'angolo mentre cammini, perché una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa. Sdegno nel centrodestra e naturalmente anche su queste frequenze che spesso la ospitano. Ancora sul quotidiano La Verità, la sinistra protegge i medici pro-immigrati. A Ravenna hanno fatto un flash mob solidale con i dottori indagati che avrebbero firmato certificati falsi in opposizione ai decreti di espulsione. Presenti esponenti di PD, AVS, che stavolta non invocano rispetto della magistratura. Sdoganato lo slogan CPR uguale ai lager. Emerge si incalza: la cura non è reato. I sanitari sbottano: non siamo gangster. Ma i camici bianchi perseguitati perché non devoti al vaccino rimasero soli. Paginone quest'oggi a pagina 7 del quotidiano La Verità, su cui torneremo tra pochissimo. Il tempo della pausa musicale, ogni mezz'ora un artista indipendente sconosciuto a livello nazionale. Se siete famosi io non vi passo. Oggi Max Fersini. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Solo un assaggio di quella che può essere la musica indipendente meno conosciuta, anzi più sconosciuta in questo caso. Andata a cercare con il lanternino, ma Sammy Varin c'ha un bel lanternone e ha trovato Max Fersini. Non è il suo lavoro assolutamente, però gli piace suonare, che cavolo devo dirvi. Lui fa il fotografo, fa il videomaker, pianista per diletto. Qui ha celebrato l'incredibile opera del compositore e pianista Roberto Cacciapaglia, coverizzata da Max Fersini, era Oceano. Oh, tutta roba buona, eh? Se siete stufi della solita musica sulle altre radio, cercate gli artisti indipendenti che Sammy Varin vi propina ogni mezz'ora nella nostra rassegna stampa. Certamente una rassegna coadiuvata da voi, e vi ringrazio anche quest'oggi, siete in tantissimi anche su Facebook, su YouTube, sulla pagina di Lega Salvini Premier. Ciao ciao da Sammy Varin versione azzurra. Vi piaccio col maglioncino azzurro? Niente male. Inviate i vostri WhatsApp al 340 6709 659, perché il bello di questa rassegna stampa, almeno così si chiamerebbe, è che io ogni mezz'ora sento il vostro parere, vi tasto il polso per capire che cosa pensate di ciò che io vi metto sopra il tavolo, delle principali notizie secondo noi. Inviate WhatsApp, anche audio se volete, anche video, al 340 6709 659 e poi naturalmente noi li leggiamo. Ciao Sammy, speriamo che meditando i casi Zuncheddu, Salvini, Sgarbi e tutti gli altri italiani trovino il tempo di votare al referendum e votare sì,
prima o poi tocca a tutti avere bisogno della giustizia. Parole sante, e lo sapete, abbiamo avviato una comunicazione ulteriore, bella potente sul referendum. Ascoltate Radio Libertà nel pomeriggio. I comunisti di Milano devono attaccarsi al Trump, scherza Marco. Eh sì, perché il Corriere lo mette in prima pagina. Ma perché su Repubblica no? Fammi vedere. Oh, Repubblica strombazza sull'autonomia. Sono quasi preoccupato. Il governo accelera sull'autonomia, sia a 4 intese con le regioni del nord, lo mette anche in pagina sul sito internet. Gulp. No, sto guardando l'apertura di Repubblica, niente da fare, rottamazione auto in fermo amministrativo, ora si può, al via le procedure per i veicoli fuori uso, in apertura, niente da fare, mentre il Corriere ha messo questa notiziuola, Trump a Milano per l'hockey USA, è pronto l'Air Force One se la squadra andrà in finale. Quindi tifiamo America perché ci viene a trovare Trump. Poi siamo qua in zona, quindi ci passerà certamente a trovare. Forse tutto questo bailamme sul referendum è un tentativo di ridurlo a una pagliacciata, ci scrive qualcun altro. Anche, proprio per quello che noi non insistiamo più di tanto e cerchiamo di farvi capire le motivazioni, che è il caso di alzare il culo e votare sì quando sarà il momento a fine marzo, ma non vi rompiamo le balle più di tanto. Autonomia senza soldi, spettacolo. Beh, i soldi arrivano dopo, cioè, il bello è proprio che deve essere una cosa che non costa nulla allo Stato. Attention my friend, se parli di soldi immediatamente viene additato come eccola lì la secessione dei ricchi. Buongiorno, chi ruba i bambini, giudici, assistenti sociali in questo paese di delinquenti viene promosso e fa carriera. Vedi Famiglia del Bosco. Quando ci preoccupiamo delle truffe digitali, un componente della polizia postale ha candidamente ammesso che si va verso il peggio, ma il governo cosa fa? Implementa il digitale mentre la Danimarca fa retromarcia. Buffoni, Ecolao impera. Ciao Sammy, tanta solidarietà all'Amatone, un giudice fuori dal coro. È vero, assolutamente sì, e non è la prima, avete sentito già da mesi la Sardone, la Tovaglieri, cioè ragazzi la Cisint. D'altronde non si può stare zitti su certi argomenti, è chiaro che se tocchi certi argomenti come la religione degli islamici, c'è poco da fare. Siamo sul quotidiano La Verità, vi dicevo, la sinistra protegge i medici pro immigrati e questa è una cosa che vi dovete assolutamente leggere. Intanto, in taglio basso, Sarina Biraghi ci segnala che sono stati arrestati altri 2 giovani tunisini per le botte al funzionario del Mimit. Salgono a 6 i nordafricani accusati di tentato omicidio nel blitz alla stazione Termini. Se volete saperne di più ne parla solo il quotidiano La Verità, che è anche l'unico che oggi intervista Alberto Stefani. 100 giorni da presidente, complimenti Stefani. Basta polemiche, ora dare risposte. Ho un piano per far sognare i giovani, dice Stefani a pagina 9 del quotidiano La Verità. Il governatore leghista avanti con autonomia e sociale. Il Veneto deve contare di più a Roma e a Bruxelles, a testa alta con una voce sola. Vannacci, storie brevi, vite politiche pure. Salvini e Meloni aiutano i territori. Giuliano Zulin intervista al presidente Alberto Stefani. Lavoro e sociale sono 2 delle priorità dei suoi primi 100 giorni da governatore del Veneto. Sono passati oltre 2 mesi dal suo insediamento. A che punto siamo con le promesse? Risponde Stefani. Prima del voto, durante un dibattito su una TV locale, mi è stato chiesto di firmare un patto con i veneti. 5 obiettivi da realizzare nei primi 6 mesi. I mesi passati dall'insediamento sono poco più di 2, ma 3 obiettivi sono già stati raggiunti. L'istituzione di un assessorato al sociale, indipendente da quello alla sanità, convocazione di un tavolo antiburocrazia con aziende e associazioni e il Consiglio regionale della sanità che è in arrivo insieme ai nuovi direttori generali delle USL venete. C'è poi un altro traguardo su cui
Sono molto orgoglioso e per cui ringrazio la mia giunta. Aver sbloccato 50 milioni per il piano casa regionale e 28 per opere contro il dissesto idrogeologico e per la resilienza idrica, grazie alla riprogrammazione di alcuni fondi europei. Un piano casa regionale? Gli chiede La Verità. Sì, un social housing a favore di alcune particolari categorie di lavoratori che non trovano spazio nelle graduatorie ERP dove conta solo l'ISEE. Il Veneto ha bisogno di medici, infermieri, personale sanitario, di ricercatori, di operai specializzati a cui serve una casa a prezzi ragionevoli. In questi giorni ha dato un'accelerata all'autonomia differenziata. Cosa può portare a casa il Veneto prima delle politiche? Risponde Stefani. In prima istanza parliamo di materie non LEP, protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa. Inoltre si lavora su una materia LEA, la tutela della salute. Aggiungo un aspetto però, l'autonomia intesa come gestione delle risorse e delle scelte nei territori si raggiunge anche in altri modi. Se in Veneto avremo una holding autostradale regionale, il merito è di un emendamento approvato nel 2021 con un governo di sinistra. Per questo ho dato piena disponibilità di dialogo a tutti i parlamentari ed europarlamentari eletti in Veneto. Se c'è da fare qualcosa di buono per il Veneto, io parlo con tutti. Negli scorsi giorni ha convocato un tavolo interistituzionale di centrodestra e qualcuno ha già parlato di lobby veneta. Come funziona? Lobby è un termine equivoco, Squadra Veneto rende meglio l'idea. Il punto è che la nostra regione deve contare di più dove serve, in Parlamento, in Europa, sui tavoli dove si prendono decisioni importanti, e per farlo deve parlare con una voce sola, forte, autorevole. Per questo ho riunito tutti i rappresentanti del centrodestra eletti nelle varie articolazioni istituzionali e chiesto loro di lavorare insieme a dei progetti di legge o, come dicevo, a semplici emendamenti. È un sogno che possiamo realizzare, il Veneto che fa squadra e va a Roma o a Bruxelles a testa alta, senza fare sconti a nessuno. Lei ha 33 anni, una carriera lampo, sindaco, leader della Lega in Veneto, parlamentare e ora successore di Zaia. Molti suoi coetanei, magari anche laureati, però alla sua età vivono ancora con i genitori per gli stipendi non eccezionali. Come si fa a non emigrare e rimanere in Italia in queste condizioni? Risponde il presidente del Veneto: i giovani cercano stipendi adeguati, ma non solo. Per trattenerli sul nostro territorio dobbiamo offrirgli condizioni materiali adeguate e la possibilità di sognare. Il piano casa su cui stiamo lavorando mira a questo, insieme a nuove opportunità per le imprese che offrono welfare aziendale. Poi c'è il resto: studenti, ricercatori, professionisti, innovatori hanno bisogno di sapere che rimanendo in Veneto potranno realizzare le loro aspirazioni e crescere professionalmente. Il tavolo con l'Università Veneta, inaugurato qualche settimana fa, avrà anche questo obiettivo. Insieme alle aziende e al tessuto produttivo locale servirà a moltiplicare opportunità di carriera per chi studia in Veneto. Aggiungo un'altra novità appena licenziata dalla Giunta: nel nuovo bando per le start-up abbiamo raggiunto un criterio: saranno favorite le aziende che assumono laureati negli atenei veneti. Prosegue l'intervista lunga, signori, vediamo un po' cosa va a parare. Vannacci, secondo lei l'uscita del generale dalla Lega farà bene al partito? Visti i primi sondaggi, costringerà Salvini a rincorrere? Risponde il presidente del Veneto: sicuramente l'uscita di Vannacci farà chiarezza e questo fa bene alla Lega, a tutto il centrodestra e agli elettori. Poi ripeto un detto latino: extra ecclesiam nulla salus, che nel nostro contesto significa storie brevi hanno vite politiche brevi. Lei e Vannacci non siete mai andati d'accordo, tanto che in campagna elettorale non è neppure venuto in Veneto. Avete anche un modo diverso di comunicare, lui aggressivo, lei più posato. Pensa che funzionerà? L'ho detto sin dal primo giorno: non attaccherò mai i miei avversari, dice Stefani. Non rispondo a critiche inutili, ma resto disponibile nei confronti di tutti per risolvere questioni concrete. Ai cittadini non interessano slogan e siparietti, ma risposte serie a problemi seri. Le faccio un esempio. Nella prima seduta di Consiglio regionale ho chiesto alla maggioranza di sostenere un progetto di legge presentato dall'opposizione sui caregiver, perché su questi temi non esistono risposte di destra o di sinistra, ma solo soluzioni a cui lavorare
lavorare insieme. E li ha lasciati tutti a bocca aperta, ragazzi. Nella prima seduta ha detto di portare avanti un'idea della sinistra che riguarda però i caregiver, che sono quelli che danno una mano certamente a chi ha disabilità nella stessa casa. Prosegue l'intervista, ragazzi. Oggi è veramente da comprare il quotidiano La Verità con Alberto Stefani. Non è finita. Altro argomento del giorno che sta spuntando e deflagrando sui quotidiani di quest'oggi, su tutti i quotidiani. Ne parla anche La Verità, pagina 11. Giovane ucciso dagli Antifa, sospettato collaboratore di un deputato di Mélenchon. Per i testimoni, il 23enne di destra sarebbe stato pestato dall'assistente di Arnauld, politico della France Insoumise. Il partito condanna, poi sbanda: siamo attaccati. Duro il ministro dell'Interno. Dietro tutto questo c'è l'estrema sinistra. Pure dai progressisti moderati è arrivata la condanna per l'omicidio di Lione. Intero paginone quest'oggi anche sul quotidiano La Verità. Che molliamo a questo punto, sono le 8:15 e vi porto a fare un altro giro. Dici questo Sammy Varin, dove ci porta? Sei contento? Lo so, sul Fatto Quotidiano, eccolo qua. No, dicono, che abbiamo anche la clac, non ho capito. Il Fatto Quotidiano in centropagina: Meloni striglia Nordio, lui vuole schedare i no. Referendum, la premia sui giudici mafiosi, abbassi i toni. Il pizzino all'ANM, la zarina del ministro al sindacato togato. Diteci finanziatori del comitato del no. Parodi non è nostro e faremmo un reato. Se volete tuffarvi nella polemica sì, no e dateci nomi, oggi il Fatto Quotidiano è tutto vostro. Volevo portarvi zitto, bello, anche sul quotidiano La Stampa. Oggi vado veramente a casa del nemico. Prima di tutto, in prima pagina, il presidente nella redazione della Stampa è arrivato finalmente. Solidarietà per l'assalto subito a novembre e difesa dell'informazione libera, pilastro della democrazia. Vedremo chi lo compra, sto pilastro. Referendum, nuova bufera su Nordio. Il ministero chiede all'ANM i nomi dei finanziatori del comitato del no. La rabbia del PD, dice, sono liste di proscrizione. Di spalla sul quotidiano La Stampa, anche qua la Francia dell'odio. Militante di destra ucciso a pugni, sospetti su un uomo di Mélenchon. A leggere le cronache che raccontano la morte dello studente francese Léon Quentin di 23 anni, la sensazione di essere catapultati indietro nel tempo. Il ragazzo faceva parte del servizio d'ordine del collettivo di destra Nemesis e già dal lessico sembra di trovarsi negli anni 70. Ne parla Caratelli, Francesca Sforza, quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Entrando all'interno, fondi al comitato del no, Nordio all'ANM, fate i nomi, il PD, liste di proscrizione, ma soprattutto in taglio basso i sondaggisti. Rispunta la Ghisleri che dice: attenzione, lo scontro permanente, stiamo parlando del referendum sulla giustizia, spinge i militanti e scoraggia i moderati. A poco più di un mese dal voto aumentano di 4 punti i cittadini decisi a disertare le urne. Cioè, è il motivo per cui anche Sammy Varin non vi rompe le scatole più di tanto. Conosco i miei ascoltatori uno ad uno, non esageriamo, ma diciamo più o meno. Chi sceglie questa radio ha una certa inclinazione politica, non per forza leghista o di centrodestra, ma semplicemente vuole sapere determinate notizie che sulle altre radio non vengono diffuse o le diffondono e poi ridono, e nello stesso tempo è stanco e stufo di certe polemiche. Lo scontro politico del referendum era inevitabile, difficile stare sul merito quando si vota un quesito così tecnico che sarà deciso innanzitutto dal livello di affluenza, lo ricordiamo, è comunque un referendum che non è che bisogna andarci tutti quanti, deve avere una soglia che devi superare, no.
vince semplicemente il sì o il no, quello che avrà più voti. Chiaro che se ci vanno 4 gatti rideranno dietro gli avversari per parecchi anni. Su una materia così complessa è difficile, scrive la Ghisleri, convincere gli elettori più moderati, quelli che non hanno un'idea precostituita. Vincerà chi riuscirà a mobilitare di più i propri militanti. Bisogna fomentare le curve. Le ultime rilevazioni del resto danno una sostanziale parità tra il sì e il no, e i sondaggisti su questo sono d'accordo. La rissa degli ultimi giorni è di fatto una chiamata alle armi rivolta agli elettori più schierati da un lato e dall'altro. E in questo articolo ci si chiede appunto a quanto servano le intemerate di Gratteri o quelle di Nordio. Se ne parla quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Ci sarà un motivo per cui sei sulla Stampa, Semivarine? Eh sì, perché anche qua, ragazzi miei, un intero paginone a pagina 12 sulla notizia dalla Francia. Ucciso militante di ultradestra, bufera sugli attivisti di Mélenchon. Deranque, 23 anni, pestato durante una contestazione, dito puntato sul partito populista, accusato anche di antisemitismo. Danilo Ceccarelli. La morte del militante 23enne di estrema destra Kentin è una tragedia che rischia di gettare la Francia in un vortice di tensione politica e sociale, con la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon sempre più nell'occhio del ciclone. Sebbene l'inchiesta sia stata appena lanciata e al momento non ci sia ancora niente di certo, la formazione della sinistra radicale d'Oltralpe già si ritrova sul tavolo degli imputati per quanto avvenuto giovedì pomeriggio nella città di Lione, diventata in questi ultimi anni teatro di tensioni tra gruppi ultranazionalisti e movimenti anarchici e della gauche estrema. Attenzione che Lione è a pochi chilometri dal confine italiano. Tutto è cominciato nel pomeriggio, quando 7 militanti del collettivo identitario e femminista Nemesis si sono presentate con tanto di striscione davanti all'Università di Sciences Po. All'interno dell'istituto si stava tenendo una conferenza dell'eurodeputata Rima Hassan, figura di spicco degli Insoumise, conosciuta per il suo attivismo filo-palestinese. Una contestazione in piena regola che, secondo la ricostruzione fornita ieri dal procuratore Dran, è stata organizzata dal gruppo con un certo numero di loro amici venuti per aiutare in caso di violenza, quella che è scoppiata nel giro di pochi istanti contro le militanti del collettivo, fondati nel 2019 da figure provenienti da ambienti neonazisti e ultraconservatori, per denunciare un presunto legame tra immigrazione e violenze alle donne. Diversi individui hanno provato a strappar via lo striscione dalle mani delle militanti, che hanno raccontato di essere state attaccate fisicamente. Sempre secondo il procuratore, i ragazzi incaricati di aiutare il collettivo sono stati aggrediti da una ventina di persone con il volto coperto. Di questi almeno 6 se la sono presa con Kentin, studente di matematica con origini latinoamericane da parte di madre e vicino ad ambienti monarchici, cattolici e identitari. Una volta terminate le violenze, i soccorsi l'hanno condotto in ospedale, dove si è spento sabato a causa delle ferite alla testa. È anche qui significativo che c'è un intero paginone anche sul quotidiano La Stampa su questo argomento. Non può mancare Vannacci, abbiamo parlato di autonomia e per contro non si può non parlare di Vannacci, e c'è l'intervista a Gianni Alemanno che, non sapendo cosa dire, parla di Vannacci. Vannacci patriota più di Meloni e Salvini. Oh, facciamo la gara a chi ce l'ha più lungo il patriottismo, mamma mia, per la sicurezza è inutile aumentare i reati, dice Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, detenuto a Rebibbia. Tra sovraffollamento e degrado, il carcere è l'università del crimine. Sono un sovranista sociale, dichiara Alemanno. Trump, tra mille stranezze, sta cambiando in positivo gli equilibri mondiali. Non ci si può accanire contro Casa Pound se prima non si risolvono le occupazioni di sinistra, che sono decine. Interessante certamente l'intervista di Gianni Alemanno quest'oggi sul quotidiano La Stampa. A pagina 16 vedete che di succo ce n'è
sui quotidiani e bisogna cercarlo con attenzione e non soffermarsi banalmente sulle notizie principali, quello che spero di riuscire a fare ogni mattina io su queste frequenze, ed è per questo che vi invito, se mi state guardando su Facebook o su YouTube, a schiacciare il ditino condividi e a inviare questa trasmissione a parenti o amici dicendo: "Way, prova a sentire questa cosa qua", che non è una rassegna stampa, ma è un qualcosa di molto simile. Senti le notizie che dà questo tale Sammy Varin. E nella pagina degli spettacoli ogni giorno si parla di un artista che arriverà a Sanremo. Oggi il figlio di Morandi, che si chiama 13 Pietro. Papà Morandi, scusa, ma se vado al festival è grazie a Renga, va bene. Il figlio di Gianni in gara: voglio solo essere me stesso, l'Ariston mi ha commosso, d'accordo, ma che interessa a me è che ritorna Canzonissima. Ma dai, ragazzi miei, ma che musica! Tutte le ci saranno tutti no, ci saranno tutti cantanti nuovi, ma torna Canzonissima. La Rai scommette sul passato. L'annuncio in un post Instagram di Milly Carlucci, ed è già partito il Totonomi da Patti Bravo a Noemi, e ci saranno anche certamente delle gag, qualcuno che farà chissà chi invitano, però ci piace perché bisogna controprogrammare, amici. Già inizierà il serale a fine marzo su Canale 5 e pare che la Rai potrebbe sfoderare Canzonissima. Ci piace a noi vecchiettini questa cosa, soprattutto a noi a cui manca veramente una bella televisione ormai da anni, da decenni. Dove andiamo? Bella domanda. Andiamo su Libero? Ci state? Venite con me? Dai, perché il titolo di quest'oggi di Libero spiega tutto. Sotto la toga i soldi. Chi finanzia i magistrati del no? Si chiede Libero. Il Parlamento chiede all'ANM di pubblicare la lista dei donatori privati della campagna contro la riforma, ma i giudici rifiutano. Cosa nascondono? Perché tutto questo mistero? Tan ta ta ta. Attenzione, siamo su Libero, che oggi intervista Antonio Di Pietro, che ultimamente ci sta simpatico. No, è sempre stato simpatico, ma ultimamente di più. Sarà che si è schierato per il sì al referendum. Il dibattito è imbarbarito, i cittadini non voteranno. Eccolo lì, Di Pietro che porta sfiga, ma porco cane, ho detto mi stava simpatico. Ma in centropagina su Libero, ieri c'era solo un trafilettino sui quotidiani, oggi si sa qualcosa di più. Attenzione, Obama appassionato di alieni, venga in Italia. E ci sono i nostri alieni che potete immaginare che faccia fanno, sono quelli di sinistra. I discorsi del presidente sugli UFO, chiodo fisso di tanti dem americani. Noi lo diciamo chiaramente, noi a Radio Libertà, ancora prima Radio RPL, ancora prima Radio Padania Libera, siamo una delle poche radio che ha fatto trasmissioni sugli UFO. E con quale successo? Ve lo ricordate? Noi crediamo agli UFO. L'ho detto, per favore. Chi parla di remigrazione finisce a processo, scrive ancora oggi Libero, con il caso Ballarati. Mi accusano per vecchie frasi sul web. Rinviato a giudizio per istigazione all'odio l'organizzatore del Remigration Summit, quello che si è svolto a Gallarate mesi fa. Porco cane. Ne parliamo tra pochissimo, ragazzi miei, però io entro subito sul quotidiano Libero, che vi piace. Il Ministero chiede all'ANM la lista dei finanziatori della campagna del no, le toghe rifiutano. Paginone su questo argomento. Intanto quelli del sì annunciano superati i 200.000 iscritti. A proposito di referendum, sul quotidiano Libero, a pagina 3, si intervista Antonio Di Pietro. Ostacolare la riforma è un crimine etico. L'ex PM bacchetta i sacerdoti della giustizia che mettono in giro falsi argomenti su un testo così importante e avverte: dibattito imbarbarito.
Truffa ai cittadini. Dire che questa riforma diminuisce l'autonomia della magistratura è falso, rappresenta una truffa ai danni di tanti, come mia sorella, che si fidano dei magistrati. La replica chiaramente la sentiremo nelle prossime ore. C'è Elisa Calessi che intervista oggi sul quotidiano Libero Antonio Di Pietro. Tra Nicola Gratteri, secondo cui a votare sì sono imputati e massoni, e Carlo Nordio, che ha parlato a proposito del CSM di metodi mafiosi, il clima è piuttosto infuocato. Lei, Antonio Di Pietro, con chi sta? Hanno fatto a chi tira la palla più in alto, spostando entrambi l'attenzione sul quesito del referendum. Io sento il dovere civico di spiegare le ragioni per cui è giusto approvare questa riforma. Per questo mi sono imposto di non commentare nessuno dei due. Fatto sta che più si va avanti, più rischio che il referendum costituzionale del 22-23 marzo si trasformi in un voto sul governo Meloni e si fa concreto, anzi forse ormai inevitabile. Cosa ne pensa? Risponde Di Pietro. L'imbarbarimento del dibattito avrà come unica drammatica conseguenza che il cittadino sarà più sfiduciato di prima e rinuncerà a votare. Con il risultato è una riforma così importante e necessaria per mantenere un sano equilibrio dei poteri, e il risultato finirà per allontanare i cittadini dal voto, e questo, al di là di chi vincerà, è una lesione della democrazia. Le maggioranze e i governi passano, ma la Costituzione resta. Ne parla quest'oggi Antonio Di Pietro sul quotidiano Libero, assolutamente da trovare, lo trovate facilmente, ma anche certamente andare più a fondo su determinate notizie. Si parla anche qua di Deranche, ma che estremista, la vittima era un giovane cattolico. L'eliminazione del nemico anche dopo morto. Deranche difendeva la libertà di manifestare, la sua tragedia ricorda quella di Charlie Kirk, assassinato per le sue idee. Te l'ho detto, fa scalpore il fatto che oggi ne parlano tutti i quotidiani, ma la cosa è successa da un bel po' di giorni. Cosa c'è sotto? Lo scopriremo solo vivendo il proseguo di questa rassegna stampa, che ora si ferma per la pubblicità, ma poi la nuova canzone di Zara Broadway con voi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Italia sotto una sostenuta ventilazione dimestrale. Cieli terzi su buona parte del paese. In mattinata sereno poco nuvoloso al settentrione su buona parte del centro, ancora locale instabilità su Puglia, Calabria tirrenica e nord della Sicilia. Nel pomeriggio ulteriore miglioramento sul nostro paese con il cielo che si presenterà poco nuvoloso quasi ovunque, ad eccezione dell'estremo sud. Nevicate abbondanti ancora sulle Alpi confinali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web
olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buongiorno a tutti, sono Zara Broadway e il mio ultimo singolo, In My Dreams, parla di una relazione che non ho superato ma che si ripresenta nei miei sogni. Spero che vi possa piacere e un bacione, buon ascolto. I know it's a little bit complicated, but one day you will get there. Baby, can't you come back? I need you in my life. Without you, it's so dark. I need to bring back the light we had before. All the dreams I'm having without you beside me. Can't you hear me scream? I'm scared to see you in my dreams. You're in my dreams and you won't seem to never leave. I'm on my phone, but the line is never free. Will I know how much more I've gotta be in the waiting line for I know it's a little bit complicated, but one day you will get there. Baby, can't you come back? I need you in my life. Without you, it's so dark. I need to bring back the light we had before. All the dreams I'm having without you beside me. Can't you hear me scream? I'm scared to see you in my dreams. Up all night losing sleep, out of sight, you and me. Up all night losing sleep, out of sight. Baby, can't you come back? I need you in my life. Without you, it's so dark. I need to bring back the light we had before. All the dreams I'm having without you beside me. Can't you hear me scream? I'm scared to see you in my dreams. Niente male, personaggio particolare. Lei si chiama Zara Broadway. Questa In My Dreams, un pop emozionale che affronta le cicatrici di una relazione passata. Lei è una cantautrice inglese, cresciuta però nel nord Italia. Guarda. Ciao Zara Broadway, benvenuta nella programmazione di Radio Libertà e naturalmente voi cercatela su Instagram. Il buongiorno si sente dal Varin, c'è Sammy Varin in diretta nazionale sulla banda DAB della vostra autoradio. Buongiorno a chi ci sta ascoltando girando per l'Italia e ha scoperto che il nostro segnale in DAB si ascolta ovunque senza utilizzare internet, e questo riguarda voi automobilisti ma anche chiunque abbia una radiolina recente, un apparecchio radio recente. Basta schiacciare DAB sulla vostra radio e poi vi appaiono tutti i nomi delle radio in ordine alfabetico.
a questo punto cercate Radio Libertà. Ma il buongiorno è più semplice ancora per chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare, quindi facendo passeggiate di qua e di là, andando a lavorare, persino giù in metropolitana, ogni tanto clicca su Radio Libertà e si sente il Sammy Varin a tutte le ore del mattino, ma anche della notte, su Facebook, su YouTube. Le nostre trasmissioni ci sono tutte quante, e sul sito di Radio Libertà, oltre a sbirciare i commenti e le notizie sempre particolari che trasmettiamo, su questo sito potete scaricare il podcast di ogni trasmissione e anche in questo caso risentirvela in tutti i momenti della giornata. Un po' di WhatsApp minimo. Questa è l'unica trasmissione che prevede il commento nello stesso momento che io leggo la notizia. Voi me la commentate, inviate il vostro messaggio al 340 67 09 659 e io ve lo leggo. Ciao, Gratteri può insultare chi vota sì, e il ministero che avanza una richiesta legale viene tacciato di schedare gli avversari, di redare liste di proscrizione. Ma stiamo scherzando? Non si rendono conto che stanno segando il ramo su cui sono appollaiati? Segano. PS, il signor Mandami, il sognatore musso-americano sindaco, è già nella cacca, altro che bidet. Ci scrive qualcuno che fa dello spirito. Assolutamente no, ci mancherebbe altro, anzi noi ci rituffiamo sui quotidiani per ritornare all'argomento del giorno, che zitti ma è davvero l'argomento del giorno. Ne parla anche il Libero a pagina 4, ciò che è successo in Francia, e questo Derank, che sta diventando il nuovo martire della destra, difendeva la libertà di manifestare. La sua tragedia ricorda quella di Charlie Kirk, assassinato per le sue idee. Per Don Laurent Sprier, rettore della chiesa di San Giorgio a Lione, che conosceva bene Quentin Derank, ora è il momento in cui bisogna pregare per l'eterno riposo della sua anima, per la sua famiglia, per i suoi amici. Il ragazzo frequentava la comunità, veniva abitualmente a messa tutte le domeniche, si limita a dire il sacerdote sul sagrato, chiedendo solo compassione, rispetto, preghiera e di lasciar fare la polizia e la giustizia. I parrocchiani in lutto ricordano che l'amico scomparso, dopo essere stato aggredito, ha ricevuto gli ultimi sacramenti, è stato accompagnato da un prete, ma era già in stato di morte cerebrale. Quel giovane ucciso era un volontario nell'opera di accoglienza San Martino, che si occupa di distribuire pasti gratuiti ai più poveri, partecipava regolarmente alle nostre attività e però assisteva alla liturgia tradizionale in latino. Forse si era unito pure per qualche tempo al movimento monarchico dell'Action Française nella regione di Vienne, nell'Isère di cui era originario, e con questo pretesto lo hanno classificato come estremista di destra e lo hanno fatto diventare un bersaglio anche da morto. Serve a giustificare l'atto omicida, considerato lecito se compiuto in nome dell'antifascismo. Secondo l'avvocato della famiglia Rajon, durante l'aggressione la vittima ha ricevuto colpi alla testa anche se era sdraiato a terra senza vita. Trasportato in fin di vita, il giovane è morto sabato a causa delle gravi ferite subite. Chi vuole autoassolversi dalla responsabilità politica dell'omicidio la fa ricadere sul suo impegno. Faceva parte del servizio d'ordine incaricato della sicurezza del collettivo identitario Nemesis, le cui aderenti stavano manifestando contro una conferenza dell'eurodeputata Rima Sans a Sciences Po nel 7° arrondissement di Lione. Tutto perché quel 23enne attribuiva anche un significato politico e sociale alla sua fede cattolica, nonostante si insista da secoli in Francia a relegarla nella sfera privata. Dovrebbero limitarsi alle opere di misericordia corporali, credenti per essere lasciati in pace. Invece la libertà va difesa anche nello spazio pubblico, senza violenza, con una militanza pacifica, spiega l'avvocato di famiglia,
ma preparandosi ad affrontare gli attacchi. Kentin è descritto come gioioso, che aveva voglia di condividere la sua fede recente, che dopo essersi convertito al cattolicesimo l'aveva trasmessa al padre. Al gruppo Audace, nell'ambito del quale Kentin partecipava a numerosi eventi sportivi, anche solo per tirare di box o semplicemente per correre, dicono i responsabili dell'AFP, era visto come persona molto calma, tutto il contrario di un teppista, di un tipo aggressivo, anzi, se poteva evitare lo scontro lo evitava, dicono gli amici. Tracciano il profilo di uno molto intellettuale che preferiva leggere l'attualità, la stampa, l'elemento che ha contribuito molto ad aiutarlo nella sua fede. È prematuro indicarlo come un martire, ma la tragedia di Kentin richiama quella di Charlie Kirk, assassinato il 10 settembre scorso negli Stati Uniti mentre dialogava con gli studenti in un campus universitario dello Utah nell'ambito dell'American Comeback Tour, e subito dopo dipinto falsamente come un pericoloso razzista, alfiere dell'ideologia del patriarcato e dell'oppressione delle donne, dei gay e delle minoranze. Non hanno convinto nemmeno se stessi, coloro che lo odiavano a morte. Così Andrea Morigi quest'oggi un altro articolo, questa volta a pagina 4 del quotidiano Libero. E tra i compagni italiani c'è pure chi celebra gli aggressori antifascisti. Nella pagina successiva non riescono a condannare i violenti. A Napoli gli antagonisti fanno un post in difesa del gruppo degli indagati. All'Aquila 2 consiglieri di sinistra escono durante il minuto di silenzio. Fidanza di Fratelli d'Italia, Mélenchon alleato di Conte e Fratoianni. Devono dissociarsi. Lorenzo Cafarchio con un altro articolo. Procaccini che dice un nuovo caso Ramelli. Come Sergio Ramelli, poche ore fa è stato ucciso Kentin a sprangate, uno studente di 23 anni di destra che non ha mai fatto male a nessuno. Trafilettone sempre su questo argomento. Ve l'ho detto, fa specie, il lettore Sammy Varin rimane turbato da questa esplosione quest'oggi su tutti i quotidiani di questa notizia. Quale valenza gli date? 340 67 09 659. Intanto l'Italia va al tavolo per Gaza e l'opposizione impazzisce. L'organismo di Trump per la pace in Medio Oriente, Tajani, saremo osservatori per garantire la stabilità dell'area. Mozione della sinistra contro la presenza di Roma, Lashline, la destra aggira la Costituzione. E intanto arriva la riforma delle forze armate. Presentato il progetto, c'è un trafilettino piccino picciò. A un mese dell'avvio dei lavori del comitato strategico promosso dal Ministero della Difesa Crosetto, è stato presentato il nuovo modello di riorganizzazione delle forze armate che costituirà la base del disegno di legge di revisione dello strumento militare. Lo riferisce in una nota il Ministero della Difesa. Il disegno di legge non risponde alle esigenze di un ministro pro tempore, ma definisce lo strumento militare di cui il paese avrà bisogno nei prossimi 20 anni, bla bla bla, non si sa ancora nulla. Giro di nuovo la pagina. I PM del caso Rami. Il carabiniere ha fatto il suo lavoro. Verso il processo a Milano resta l'accusa di omicidio stradale, ma per eccesso colposo nell'adempimento del dovere, un punto a favore dell'arma. E intanto, stretta dell'esecutivo, si vuole capire cosa sta succedendo e chi è che fa questi sabotaggi, droni, agenti, recinzioni, così il governo stana i sabotatori dei treni. Pure l'intelligenza artificiale per rafforzare la videosorveglianza sui binari, la procura indaga su gruppi anarco-insurrezionalisti per il blitz di sabato e Forza Italia propone il reato di attentato ai trasporti con finalità di terrorismo. Fratelli d'Italia si chiede come mai la sinistra tace su fanpage. L'INPS sanziona per 3 milioni e mezzo di euro la testata online fanpage per i contratti dei suoi giornalisti sottopagati, è notizia di stampa di ieri, ma a quanto pare da sinistra nessuno si scandalizza e il silenzio è tombale.
Siamo sempre sul quotidiano Libero, ricchissimo quest'oggi, anche perché bada ben, oltre alla russa che esalta Milano e dice è l'unica città davvero europea in Italia, soprattutto se ci danno il sindaco, il presidente del Senato ha parlato anche di San Siro. Spero che con la nuova amministrazione Milan e Inter decidano di tenere 2 stadi, ma la pagina 9 di Libero è tutta mia perché in centropagina c'è un passo storico. Le preintese sull'autonomia approvate domani in Consiglio dei Ministri. I governatori di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto saranno a Roma per dare il via al processo che cambierà il paese. Fontana, un successo come le Olimpiadi. È minimo perché sono le Olimpiadi del Nord, dice Sammy Varin scherzando, che non è vero perché poi da tutto il mondo stanno arrivando in questi giorni e vanno in giro per l'Italia a comprare, a visitare. Però se la facevamo questa cosa ai tempi della Lega del Nord, della Padania, eccetera, le avremmo classificate come Olimpiadi padane. Si scherza e lasciatemi un po' scherzare, stiamo parlando di autonomia, sono nel paginone con il faccione di Roberto Calderoli, vi piacerebbe che vi leggessi questo articolo? E non posso farlo perché c'è il Qui Parlamento, ma con un personaggio altrettanto importante, il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente. Come gruppo Lega anche noi ci associamo ovviamente alla solidarietà, alla vicinanza nei confronti delle forze dell'ordine, che anche poi il testo è scritto anche nel testo della mozione, del documento che abbiamo presentato come maggioranza, e condanniamo ovviamente tutte le violenze che ci sono state a Torino e tutte le violenze che ci sono in tutte le manifestazioni. Penso che il dibattito di oggi sia un dibattito molto condizionato dal fatto che nelle prossime ore il governo metterà in campo il famoso pacchetto sicurezza con un decreto legge, un disegno di legge e quello che sarà. Ed è un peccato che questa situazione abbia impedito di fare invece un dibattito più profondo e soprattutto di cercare di comprendere le ragioni di quello che è accaduto. E invece, come sempre, le opposte tifoserie, ognuno coi propri cori, alla fine ha portato gli elementi che voleva portare. A tal proposito, io spero e mi auguro che ci sia un altro dibattito simile, di cui ci faremo portavoci nella prossima conferenza di capigruppo, dove passato la questione del decreto sicurezza, così non ci sono problematiche particolari che possano chissà cosa mettere in imbarazzo l'opposizione, si possa invece cercare di capire cosa sta succedendo e quali sono i pericoli che dobbiamo affrontare. Perché quello che mi ha sconvolto, lo dico in prima persona del discorso del ministro Piantedosi, è quando c'è un riferimento chiaro al fatto che l'iniziativa del 31 gennaio scorso era stata preceduta e preannunziata lo scorso 17 gennaio da un'assemblea nazionale indetta da Askatasuna presso l'Università di Torino, a cui avevano partecipato circa 750 persone, fra le quali numerosi attivisti delle varie anime dell'antagonismo nazionale, aderenti al sindacalismo di base, al movimento Notav e ai gruppi ambientalisti rappresentati dalla CGIL e del Partito di Alleanza Verdi e Sinistra e della locale comunità islamica. Questo è un elemento sul quale non possiamo essere tutti indifferenti. Io capisco bene, ci manca solo che sia convinto che qua così tra di voi ci sia qualcuno che non condanna le violenze o che era lì che era contento e felice di vedere certe scene ignobili o che stia dalla parte dei violenti o che voglia fare complicità o dare complicità a questi violenti, ma ci mancherebbe altro. Non abbiamo nessuna intenzione di fare strumentalizzazioni. Però qui c'è
alla base di un'organizzazione che poi riporta sempre il ministro nella sua informativa, che ringrazio perché ci ha chiarito di elementi ovviamente che sono forniti, immagino dalla Digos e da chi fa questo tipo di attività investigativa, che il corteo avrebbe costituito una resa dei conti con lo Stato democratico. Allora qui il problema è: come è possibile che ci sia un'assemblea con anche presenti delle forze politiche, con presenti anche delle forze sindacali, dove l'obiettivo principale resta la sfida e la resa dei conti con lo Stato democratico? Cioè non possiamo far finta di nulla di queste situazioni. Così come non possiamo far finta di niente rispetto a chi sta indagando su Inottav da anni. Io non me la prendo con i magistrati, ce ne sono tanti che hanno fatto indagini. Ho letto anche delle interviste in questi giorni che hanno messo in evidenza dove hanno fatto indagini approfondite, hanno studiato il fenomeno, no? Molto diverso rispetto magari ad altre questioni di altri centri sociali in Italia. Il problema Notav, cosa si insinuava dentro lì, e addirittura alcuni magistrati hanno verificato che c'erano degli elementi che portavano sì ad un qualcosa che riguardava requisiti del fenomeno terrorista. Questo è il punto. E a domanda fatta da alcuni giornalisti perché a seguito di queste indagini poi la maggior parte vengono assolti, prescritti o condannati con poche pene. Perché? Perché purtroppo c'è una sorta di indulgenza, di perdono, perché sono antisistema, perché alla fine non si può condannare chi comunque va contro il sistema, perché sennò la democrazia non viene giustamente viene messa in pericolo. Ma signori, ci sono delle regole, dei paletti precisi. Il dissenso non può essere manifestato attraverso una sfida alle istituzioni democratiche e ad un'aggressione, ad una guerriglia urbana, a preparativi e organizzazioni di carattere terroristico. Questa indulgenza deve finire. E se tutti noi non facciamo un ragionamento politico che va in questa direzione, sarà molto difficile. E rischiamo di sottovalutare questo fenomeno come furono sottovalutate negli anni 70 le Brigate Rosse. Bisogna stare attenti, capire subito, intervenire, anche perché su questo, Ministro, è un invito che noi facciamo. Spesso questi personaggi sono schedati, conosciuti, hanno dossier di ogni tipo, bisogna riuscire a trovare il modo di intervenire prima che agiscano. Questo è quello che bisogna fare. Senza avere timore, con tutte le conseguenze che ci possono essere, ma è necessario prendere questi elementi, che sono elementi anarchico-insurrezionalisti molto pericolosi, e fermarli. Se no, altrimenti assistiamo sempre a queste manifestazioni, alla devastazione delle città, all'aggressione delle forze dell'ordine, allo sdegno popolare, e poi dopo pochi giorni, finito il dibattito politico, ci si dimentica e tutto finisce come sempre in Italia a tarallucci e vino. No, non possiamo fare questo. Dopo quello che è successo, con i pericoli che si mettono in campo, soprattutto anche questa saldatura, state attenti, questa saldatura tra frange estremiste e un certo islamismo radicale. Non chiudiamo gli occhi come sempre, perché non dobbiamo spaventare, facciamo finta che non esista, nascondiamoci, mettiamo la testa sotto la sabbia, perché quando c'è in mezzo l'Islam bisogna stare tutti assolutamente lì, guai a toccare. No, questo è un pericolo ed è un problema grossissimo, a meno che, ripeto, perché l'ordine democratico rischia di saltare. E io penso che nessuno qui abbia voglia di ribaltare completamente, o che qualcuno voglia veramente ottenere quell'obiettivo, sovvertire l'ordine democratico del nostro paese. Pertanto non si deve sottovalutare nulla, sbagliato strumentalizzare. Io non penso, ripeto, ribadisco che ci sia nessuna complicità, ma grande attenzione a non sottovalutare certi fenomeni. Questo è quello che la Lega pone al centro del dibattito di oggi. Quindi grazie al Ministro che ci ha reso edotti di questo grosso pericolo che rischia di alimentarsi
e di crescere col passare del tempo. L'altra questione più politica è questo clima di continua delegittimazione che c'è nei confronti delle forze dell'ordine. Ormai è da quando ero ragazzino che questa delegittimazione è sempre di più cresciuta. Sapete qual è l'obiettivo di questa delegittimazione? Qual è il risultato vero? Che a un certo punto, se voi andate nelle stazioni, andate nelle zone più a rischio, i malviventi, i delinquenti si prendono in giro, si prendono beffa delle forze dell'ordine, che spesso, perché li fermano, sono obbligati a intervenire in 10-15 con una persona che li tiene sotto scacco. Ed è clamoroso e vergognoso che questo succeda, con l'idea poi che passa tra i criminali, ma che passa anche nella gente normale, che alla fine un delinquente che aggredisce un poliziotto alla fine la fa franca. Un poliziotto invece che aggredisce il delinquente finisce sotto inchiesta. Scusate, ma come si fa a non capire che delegittimare le forze dell'ordine significa arrivare a questo obiettivo? Significa non essere più in grado di garantire la sicurezza dei nostri cittadini. E se non garantiamo la sicurezza dei nostri cittadini, allora l'ordine democratico è in pericolo e lì sì che si rischia poi di andare verso dittature di un certo tipo. Altro che pericolo fascista! Noi dobbiamo scongiurare le dittature e per farlo dobbiamo garantire che la legge venga rispettata e chi deve far rispettare la legge deve essere il legittimato, non delegittimato. Questo è il compito di tutti noi. Ma cosa vuol dire? Signori, io sto col poliziotto, io sto col malvivente, ma di cosa stiamo parlando? Tutti siamo e dovremmo essere con le forze dell'ordine, tutti quanti, e dovremmo gridarlo a gran voce, senza paura e senza timore. Basta con sto pericolo fascista che resta nella storia e che ci ha rotto le scatole. Siamo stufi di questo disco rotto. Impegniamoci veramente per le cose giuste, per dare la sicurezza ai nostri cittadini. Ecco, queste discussioni, scusate... Si avvia alla conclusione, grazie. Queste discussioni, in modo, poi mi sono anch'io un po' animato, è normale che sia così, fa parte anche del mio carattere, ma questa discussione in modo pacato, con un confronto serio, è necessario fare in una seduta dove non si parla di pacchetto sicurezza, ma si parla di questo tema, perché è in ballo il futuro dell'Italia. Chiunque la possa o la debba governare. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Si chiama Luciano D'Addetta con Autumn Wind, originario di Taormina, diplomato in basso e contrabbasso. Poi Luciano D'Addetta ha proseguito gli studi al Conservatorio di Bergamo e in altre città. Repertorio dal barocco sinfonico a collaborazioni internazionali fino alla composizione di musiche per film e documentari. Questa Autumn Wind contro la violenza sulle donne ci ha portato a 3 minuti dopo le 9 il buongiorno da Sammy Varin a quest'ora di martedì. Lo diamo anche a quello dell'olio e non solo. Alberto Acerbis, buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori, complimenti per la musica, complimenti di dare la possibilità a questi grandi artisti di esibirsi e far sentire la propria musica, davvero una cosa molto 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 importante. Allora, detto questo, scusa l'altra volta ho sforato Sammy, sforo anche stamattina, stai tranquillo, ecco. Quindi voglio dirti questo qua, ecco, no, per essere abbastanza chiari. Noi abbiamo parlato del collagene, un successo straordinario, molto interesse, molte domande, molti ordini, grazie, ma molte domande, perché è molto importante che i nostri clienti, i vostri ascoltatori e i nostri amici abbiano la consapevolezza quando acquistano qualcosa dall'azienda Acerbis, sia l'olio o la parte di integratori, la consapevolezza di quello che stanno acquistando, ok? Che è molto, per me è molto importante. Parliamo del collagene, si chiama ACEUC2, scrivilo, ACEUC2, il numero di telefono 030 68 40 408, poi vi spiego tutto, oppure olioacerbis.com, sezione integrazione. Cos'è l'ACEUC2? Dopo i 35-40 anni, Sammy, tutti, io e te che siamo brutti, no, io un po' più brutto di te, i re, i poveri, i papi, i non papi, i scappati di casa, tutti cominciano a perdere il collagene. E non è una malattia, è una condizione della vita, è normale. Il collagene, parlo dell'ACEUC2, il collagene di tipo 2, mica tu lo trovi perché sei bello, i capelli, no, non è riferito a te i capelli lunghi, Sammy, vuol dire, no perché fai la dieta, vai in palestra, no. È una cosa naturale, non c'è nell'alimentazione, devi per forza integrarlo. Il nostro collagene è un collagene nativo standardizzato di tipo 2, con l'estratto di boswellia, che è la pianta dell'incenso, quindi è considerato scientificamente, quelle chiacchiere stanno a zero, l'antidolorifico più potente che c'è in natura, intitolato al 65%, tantissima roba. Il frassimo, la vitamina B1, la vitamina B6, la vitamina C, la vitamina D3. Fanno di questo integratore una cosa molto importante. Il dolore articolare, quindi pensiamo cervicale, ginocchia, mani, dita dei piedi, insomma dove noi abbiamo più usura delle nostre articolazioni, è dato molte volte il dolore, moltissime volte perché viene a mancare il collagene. Lo sfregamento, c'è il rossore, lo sfregamento e quindi il dolore. Quindi la condizione ottimale è fare il trattamento di 4 mesi di collagene ACEUC2. Potete fare anche 1 mese o 2 mesi o 3 mesi, ma il giusto è 4 mesi. Arrivata la primavera un po' inoltrata e voi avete la benzina alle vostre articolazioni, il collagene. Senza quello sono dei problemi. Non è un antidolorifico, nel senso non è quella bustina che tu prendi e quella polverina che la prendi alle 15 del pomeriggio fino alle 18 stai bene e poi ti ritorna il dolore. Tu vai a curare così il sintomo ma non la causa. Questa è una cosa molto importante. Attenti all'offerta perché ahimè vale soltanto per le prime 30 telefonate. La boswellia è una pianta molto importante e delicata, non c'è sempre. Attenti. Un trattamento di 1 mese, poi ho finito, 35 euro. 35 euro di trasporto non lo pagate. Ma se volete ascoltare Alberto Acerbis, il trattamento di 4 mesi, anziché 140 euro, questa mattina 100 euro, 4 mesi di trattamento, non pagate il trasporto e in più avrete un regalo che per la primavera è straordinario. Attenti. Io ripeto il telefono 030 68 40 408. Ditelo ascolto Radio Libertà quando chiamate perché non pagate il trasporto. Però ricordatevi una cosa, vi chiedo, dovete farlo per tutti i giorni, altrimenti se pensate di fare questa roba, la prendo la capsula al lunedì, poi al giovedì, lasciate stare.
la natura ha bisogno di costanza, piuttosto andate in pizzeria con quei soldi, cambia niente, sono contento io, contenti voi. Un po' di costanza per 3-4 mesi e voi ritrovate un po' di elasticità e meno dolore alle vostre articolazioni. Quindi l'ultima volta l'ho offerto al semi dopo finito, trattamento di 4 mesi, amici, è tanta roba, 100 euro, un regalo bellissimo, non pagate il trasporto anziché 140 euro più il trasporto. 030 68 44 08, oggi dalle 15 alle 16 la dottoressa Miriam è qua disponibile per voi se non vi fidate di me. Vi voglio bene lo stesso, ciao Sammy, ti voglio bene, complimenti, avanti tutta. Grazie Alberto Acerbis. Vedete, ciao, signori, tra un quotidiano e l'altro i consigli di Alberto, se lo chiamate adesso lo beccate al volo al telefono, è 030 68 40 408. Ritorniamo in rassegna, certo, perché oggi le notizie ci sono, proprio ieri me la reclamavate, l'autonomia. Qualche quotidiano intervistava Zaia e non gli faceva neanche una domanda sull'autonomia. Bene, arrivano le preintese. Ne parla in particolare, vi ho già letto l'articolo su Repubblica, ma anche sul Libero, a pagina 9. Eccolo qua, faccelo vedere, faccelo toccare. Le preintese sull'autonomia approvate domani in Consiglio dei Ministri. Domani la battaglia per l'autonomia differenziata segnerà un passo storico. All'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri c'è l'approvazione delle intese preliminari con le prime 4 regioni che hanno chiesto di poter gestire con più libertà alcune delle materie che non necessitano dei livelli essenziali di prestazione, i famigerati LEP. La decisione è stata presa al termine della riunione che ieri ha visto come protagonisti al Dipartimento Affari Regionali e Autonomie il ministro Roberto Calderoli e i 4 governatori di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. L'incontro ha avuto esito positivo, ha spiegato Calderoli in una nota, e gli schemi di intesa preliminari già concordati con gli altri ministeri sono definiti e pronti per essere portati in Consiglio dei Ministri. C'è piena sintonia con i 4 governatori che parteciperanno alla seduta del Consiglio dei Ministri, durante la quale si tratteranno gli schemi di intesa preliminare. Il cammino dell'autonomia per le regioni, chiude la nota del ministro Calderoli, prosegue anche su questo fronte e confido che anche altre realtà potranno seguirlo al di là degli schieramenti ideologici e per partito preso. I primi ad esultare per la notizia sono stati i governatori di Lombardia e Veneto. Per Attilio Fontana: spero che il successo dell'autonomia differenziata sia lo stesso delle Olimpiadi. Abbiamo limato le ultime questioni e condiviso il documento, quindi ci troveremo mercoledì davanti al Consiglio dei Ministri e i governatori daranno la propria condivisione del pacchetto. Idem il neogovernatore veneto Alberto Stefani. Si tratta di un passaggio storico che ci permetterà di ottenere competenze su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e soprattutto tutela della salute. Stefani ha poi annunciato che nei prossimi giorni pubblicherò il testo ufficiale dell'intesa, così i veneti potranno constatare punto per punto i risultati raggiunti. Ricordo le 350 ore di ostruzionismo in commissione alla Camera contro la legge quadro di cui ero relatore e le ore passate a studiare i testi, a confrontarli con esperti e giuristi, lungo un percorso che ci ha visto combattere per anni. Ricordo anche il recente voto del Consiglio regionale del Veneto, chiude Stefani, che mi ha garantito il mandato per partecipare a questo momento così importante. Si dice che l'attesa aumenti il piacere, ma questo conta poco, contano i fatti. Per questo oggi è un giorno ancora più bello per essere veneti. Che le prime reazioni siano arrivate da Lombardia e Veneto non è certo casuale. Sono queste le 2 regioni che, come ricorderete, il 22 ottobre 2017, chi se lo ricorda, diedero vita al referendum sull'autonomia differenziata. Ci siamo andati tutti a votare. Un'iniziativa che portò alle urne quasi 5 milioni di cittadini che si espressero per la quasi totalità per il sì, ma soprattutto diedero una spinta popolare alla battaglia autonomista della Lega. Da allora i governi che si sono susseguiti hanno cercato di approcciare il tema con differenti fortune, ma è con l'attuale esecutivo che la battaglia per l'autonomia differenziata ha avuto l'accelerata che potrebbe essere decisiva, prima con l'approvazione in Parlamento della legge quadro e ora con l'approvazione delle preintese.
L'iniziativa, come da copione, ha fatto registrare il pollice verso delle opposizioni. Filiberto Zaratti di AVS si è scagliato contro questo governo che sotto la guida del ministro Calderoli vuole scassare lo Stato. È l'autonomia spezzata, fermatevi, state creando danni incalcolabili. Qualcuno spieghi all'onorevole Zaratti che l'autonomia differenziata non è spezzettare il paese, ma attuare la Costituzione che la prevede. Il Partito Democratico, i cui governatori avevano chiesto l'autonomia differenziata quando i Dem erano al governo al paese, salvo cambiare idea una volta costretti all'opposizione, hanno parlato di ennesimo schiaffo all'unità dell'Italia da parte del governo più antimeridionalista della storia repubblicana. Noi continueremo, prosegue l'onorevole Marco Saracino, la nostra battaglia per la difesa del paese. Anche qui andrà spiegato all'onorevole che la riforma costituzionale che permette l'autonomia differenziata è stata votata nel 2001 da una maggioranza di sinistra, nella quale il PD era forza trainante e il Presidente del Consiglio era tale Giuliano Amato. PS, la riforma venne poi confermata da un referendum popolare, altro che sfasciare il paese. Paginone quest'oggi sul quotidiano Libero sull'autonomia che avanza. E avanziamo anche noi perché oggi Libero è veramente ricchissimo. Altro argomento nostrano a pagina 11, attacco alla libertà di parola. Reagiamo ai migranti e Mr. Remigration è indagato per istigazione all'odio. Andrea Ballarati, organizzatore del summit di Gallarate, è stato rinviato a giudizio. Vogliono processare le mie idee. I fatti contestati risalgono al 2023, quando l'attivista sui social scrisse: il progetto multiculturale è fallito. Ne parla sul Libero oggi Lorenzo Cafarchio, solo sul Libero a pagina 11. Il vate italiano dei remigrazionisti, come lo ha definito l'AfPost. Andrea Ballarati è stato rinviato a giudizio per incitamento all'odio razziale. Ma di chi stiamo parlando? Lo scorso maggio a Gallarate, in provincia di Varese, era stato uno degli organizzatori della prima edizione del Remigration Summit in Italia, un forum incentrato proprio sul tema della remigrazione, a cui avevano preso parte esponenti identitari provenienti da tutta Europa, come il francese Jean-Yves Le Gallou, ex europarlamentare dal 94 al 99 del Front National di Le Pen, uno degli ideologi della remigrazione, ovvero l'austriaco Martin Sellner e il portoghese Alfonso Corvalles. Dopo il convegno il ministro dell'Interno Piantedosi commentava così l'evento: in democrazia non bisogna avere paura di nulla, anche di idee che possono apparire molto forti, molto controverse, molto discutibili, anche non condivise in qualche modo. Ma evidentemente non è così per la Procura di Como, che, come indicato all'inizio dell'articolo, ha rinviato a giudizio Ballarati con le accuse di istigazione all'odio e alla discriminazione. E l'articolo prosegue solo quest'oggi sul quotidiano Libero. Almeno sapete cosa comprare. E in taglio basso le denunce dalla leghista e dalla pentastellata, insulti e minacce alle parlamentari Matone e Floridia. Divertente la pagina 13. Obama crede agli UFO, ma non li ha visti. L'X-Files dei democratici americani. Anche Carter era convinto dell'esistenza dei marziani, ordinò un'indagine perché diceva di averne avvistato uno. E attenzione, c'è il commento in taglio basso di Marco Patricielli: dite a Barack di venire a cercare in Italia. Da Ellie ai Verdi, gli extraterrestri sono tutti qua. L'ex presidente fece la maggiore esperienza del quarto topo quando prese il Nobel per la pace, ma casa nostra è il luogo perfetto per studiare gli alieni. Nessuno è in grado di capire Schlein e compagni. Divertente, è il caso di leggerlo, ma purtroppo manca il tempo, devo volare via perché ci sono altri argomenti oggi su Libero importanti. I bambini nel bosco, i bambini non sono più nel bosco, lo sapete ormai da mesi, e stanno male. Ridate la potestà ai genitori del bosco. A quasi 3 mesi dall'inizio della vicenda, secondo i periti della difesa, soltanto il servizio sociale non vede la sofferenza dei piccoli. Dalla casa famiglia replicano: mai impedito alla mamma di stare con i figli, la porta è sempre aperta. Paginone quest'oggi sul quotidiano Libero.
Si gira di nuovo la pagina. Argomentazione che vi abbiamo già anticipato nel Qui Parlamento nelle scorse settimane: entra in vigore il DDL sulle vetture in fermo amministrativo, in Italia sono ben 4 milioni, al via rimozione e demolizione delle auto abbandonate lungo le strade. 4 milioni di auto fantasma potranno essere finalmente radiate e rottamate, e di queste 1 milione di veicoli carcassa potrà andare incontro alla demolizione, liberando strade e terreni. Informatevi quest'oggi sul quotidiano Libero, ed è anche una bella liberazione. A proposito di liberazione, ci sono troppi personaggi che liberano la loro urina a Bologna, e ce ne eravamo già accorti, ma non osavamo dire perché è anche un argomento di cui non è bello parlare. Ma adesso c'è un video che sta impazzando sui social, e noi che ci siamo stati, voi che magari ci vivete a Bologna, non potete che condividere questa brutta notizia che però ci sta un po' sputtanando in tutto il mondo. Il video su Bologna che puzza fa il giro del mondo. Bologna, la città dei troppi portoni e dei troppo cassetti che non conosci mai fino in fondo, come cantava Luca Carboni, puzza d'urina ovunque, almeno secondo quanto segnalato da un travel blogger polacca conosciuta sui social come Caro Soul Travel. Zaino in spalla, 4 continenti, 60 paesi visitati, ha fatto tappa in Italia e una volta messo piede a Bologna, dopo aver visitato Rimini, è rimasta scioccata. Il suo video naturalmente ha fatto il giro del web, aiutato anche dalla condivisione di Giovanni Fabia, ex grillino in odore di candidatura a sindaco della città. 400.000 le visualizzazioni nel mondo in pochissimo tempo. Purtroppo non mi è piaciuta perché troppo sporca e trascurata. Puzza di urina a ogni passo, a dir poco. Ho accorciato il mio soggiorno e sono andata via un giorno prima. Personalmente la sconsiglio, anche se dalle foto può sembrare di no. Bologna, città bellissima, ma davvero fate un giro sotto i portici e vi accorgete che gente ci staziona, e soprattutto che cosa ci fanno. Sono le 9:20, tra un articolo e l'altro io apro anche le linee. Chi vuole parlare con me? Sì, può chiamare 02 9294 7222, una bella occasione di entrare in diretta e dire il vostro parere su qualunque argomento. Avvenire apre questa mattina con osservati speciali. Meloni rinuncia all'impegno diretto, Tajani nel bordo for Gaza, critiche le opposizioni e Israele si allarga in Cisgiordania con nuove case chiedendo certificati ai palestinesi. Oggi il ministro spiega la scelta, il silenzio perplesso del Quirinale e il generale Battisti dice utile ascoltare. Giro quotidiano e vado sul quotidiano Il Giornale. Soldi a Gaza e chat, quelle trame segrete a Nun 5 Stelle. Il caso del quadro rubato, assolto Sgarbi, scagionato dopo il fango che gli costò dimissioni e salute. Troppi sgarbi alla giustizia, scrive Tommaso Cerno nel suo editoriale. Entro all'interno del quotidiano Il Giornale, e perché tra i titoli in prima pagina c'è questo: gli Antifa francesi accusati di omicidio, ospiti d'onore di AVS a Roma. I legami ci sono. Il 12 ottobre 2024 Amedeo Ciaccheri, esponente romano di AVS, uomo dei centri sociali capitolini, ha conferito una targa a Raphaël Arnaud, fondatore della Jeune Garde antifasciste. Si parla della morte di Kentin, di cui avete visto oggi sono in molti a parlare, e ne parla il quotidiano Il Giornale a pagina 4 e 5. Brigate Antifa, i video e 15 testimoni inchiodano l'assistente dell'uomo di Mélenchon, il cerchio si stringe attorno al portaborse della gauche radicale, l'assemblea gli vieta l'ingresso. Ricordiamo la vicenda? Il collettivo femminile identitario e anti-woke manifesta in concomitanza della presenza nell'Università cittadina di Hassan, eurodeputata della sinistra radicale.
Kentin, questo 23enne incensurato studente di matematica, cerca di proteggere le manifestanti, ma non sa che sarà vittima di un agguato da parte della Jeune Garde antifasciste. I killer a volto coperto massacrano di botte il giovane fino a ucciderlo. Si indaga su un comando di cui farebbe parte l'assistente di un deputato di La France Insoumise di Mélenchon. Intervista a Vincenzo Sofo. Le loro azioni sono coperte politicamente, molti magistrati transalpini compiacenti, l'ex deputato UE, che è stato anche nella Lega, internazionale di estrema sinistra. 0292947222. A voi la parola. Pronto? Buongiorno signor Semmi di Setta. Buongiorno. Allora, prima notizia, non so se lei l'ha già detto, il 12 aprile ci saranno le elezioni in Ungheria, vediamo se Orban vincerà o ci sarà qualcun altro. E vai. Seconda cosa, signor Semmi, gli italiani devono difendere l'Italia, dovrebbe essere così la cosa. Allora, proteggere il nostro paese secondo me è anzitutto questione di cultura, emancipiamoci dal mito del vincolo esterno. I limiti demografici, biologici e tecnici della difesa nazionale. In una guerra, signor Semmi, oggi saremo subito sconfitti. Grazie cara, un abbraccione, sempre grazie. Se ci parla di Ungheria poi 0292947222, vi dicevo quindi a pagina 4 e 5 sul giornale si parla di questi sospettati del delitto Kentine che sono stati ospiti di onore di AWS a Roma. È stato premiato nel 2024 Arnault, questo fondatore della Jeune Garde, uniti nella battaglia, non smentita la presenza di Favreau accusato per l'omicidio. Spiega meglio chiaramente il quotidiano Il Giornale. Vietato chiedere chi finanzia al no, certamente. Ma poi si ritorna sul caso Rami, si attenua il reato contestato al carabiniere, la nuova imputazione per il militare è omicidio stradale in adempimento del dovere e in taglio basso si ritorna alla vicenda anche dei 3 cacciatori uccisi. Il quarto uomo rivela: ho sparato anch'io. In silenzio dopo la confessione, protesta illegale, dichiarazione rese senza di me, si cerca di costruire questo incidente di caccia scoprendo che c'era un altro uomo, il quarto, che ha sparato. Nuovo consulto sul bimbo, il PM sblocca le cartelle. Finora l'ospedale non aveva fornito i dati clinici, dubbi sulle comunicazioni, il Monaldi ancora operabile. Questa forse è la speranza che non molli. Emilia Romagna, mentre sono libere in questo momento le nostre linee, chi vuole parlare con me chiamate 0292947222. In Emilia Romagna, ne parla oggi soltanto il quotidiano Il Giornale, c'è un buco nero delle ASL, un flop da 650 milioni. La regione modello pasticcia sui ticket, farmaci tassati. 55 milioni da recuperare e non rinuncia agli aumenti ai manager targati PD, signori. Benvenuti in Emilia Romagna, inchiesta del quotidiano Il Giornale sulla sanità rossa, dove nulla è come sembra. A cominciare dai numeri della sanità, a lungo la regione è stata annoverata tra le eccellenze d'Italia, medici top, conti in salute. Ecco, sui medici concordiamo anche noi, le classifiche dell'agenzia Agenas sulle prestazioni ospedaliere ce ne danno la conferma. Ad esempio, tra strutture italiane promosse a pieni voti ci sono come new entry l'ospedale di Bentivoglio e quello di Fidenza. Anche la Corte dei Conti riconosce il buon livello delle cure, decreta un miglioramento nei bilanci, ma solo un anno fa scriveva: non potete continuare a rompere il porcellino. Già, il porcellino rotto. A fronte di un buco sanitario di quasi 650 milioni, la regione Emilia-Romagna ha deciso di ammorbidire il debito attingendo alle risorse della sanità sovra ASL, cioè spostando dei soldi da una voce all'altra, ma la coperta risulta comunque troppo corta per coprire le casse in sofferenza. Abbiamo pagato il forte definanziamento del Fondo Nazionale, assicura l'assessore alla sanità, ma quest'anno raggiungeremo il pareggio.
Per ora l'unico più è quello del bilancio preventivo 2025 sulla percentuale di crescita del debito, più 27% rispetto al 2024, quando indicava 733 milioni di buco, un dato che non si allontana di molto dal 2023, annus horribilis per i bilanci sanitari firmati da Stefano Bonaccini, complici i costi dell'emergenza Covid, la guerra appena cominciata, l'aumento del costo dell'energia. Uno pensa che in una situazione del genere si stia attenti a ogni singola voce, e invece no. E qua mi fermo, ragazzi, ma se abitate in Emilia Romagna, oggi il quotidiano Il Giornale è vostro. 0292947222, le linee sono libere. Quando fa così vuol dire che è saltato il centralino. Bene, le liste chiuse, i pazienti fantasma, Bologna e Parma, 1 su 100 ottiene la visita. Il giochetto degli appuntamenti fittizi risana i numeri delle attese solo sulla carta. La prevenzione miraggio dell'era Bonaccini, l'assessore Fabi, rimedieremo. Altro paginone sull'argomento, solo e soltanto sul quotidiano Il Giornale. Mentre Il Tempo è altrettanto potente, oggi scrive in prima pagina: maledetti ladri di bambini. Sono usciti i dati shock con i bimbi nel mirino. In Italia crescono in maniera drammatica i tentativi di sequestro, quasi la metà è opera di stranieri. E ora anche passeggiare con i piccoli mette paura. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Buongiorno. Libero, lo intervengo per non portare via tempo a nessuno. Due cose. La prima, bambini rapiti. Allora, se io fossi stato all'Esselunga di Bergamo con quel signore che ha cercato di rapire la bambina e gli avessi spaccato le corna, gli avessi rotto le gambe, gli avessi messo un dito in gola finché... avrei dovuto poi pagare le spese mediche, lo sai, sarei stato denunciato, se ha dei familiari avrei dovuto risarcirli. E la seconda è questa, in realtà ce n'è una terza, ma quando un poliziotto o una persona ammazza un ladro in casa sua o un gioielliere ammazza dei ladri che sono andati a rubare, deve risarcire i familiari. Ma quando la cosa è al contrario, cioè un delinquente farabutto, assassino e tutto quello che è, ammazza un italiano, ma quelli familiari per risarcire quel povero italiano non ci sono mai? Era questa la domanda. Poi l'altra sulla sanità. Se noi scorporassimo tutti i miliardi di euro che spendiamo per curare gli ospiti, i camminanti, i grattaculanti che sono in giro per la nazione... Basta, ti taglio perché ci rendi tanto tristi. Grazie caro. Oggi vi segnalo davvero il quotidiano Il Tempo per questa inchiesta. Bambini nel mirino, il 38% dei rapimenti è opera di stranieri. Dati ed episodi shock mostrano il legame tra tentati sequestri di bimbi e immigrazione. Quasi la metà dei reati è fatta da non italiani, che però sono solo il 9% della popolazione. Lo fa notare Francesca Totolo, che salutiamo simpaticamente. Me ne sto per andare, certo, sono le 9:30, e cos'altro vuoi fare, Sammy Varin? Sì, vorrei fermarmi perché ci sono ancora belli argomenti da portarvi avanti, ma ci fermiamo. Oggi non ci sono neanche, dalle 11 a mezzogiorno ho una visita, purtroppo non posso essere con voi. Portate la pazienza, ci ritroviamo